Come sapete, io sono uno dei fondatori di Indipendenza Veneta, che è nata nel 2012, però in queste elezioni Indipendenza Veneta non corre con un proprio simbolo, il proprio candidato presidente, perché ha deciso di fare un'esperienza alla catalana, una cosa magari difficile da spiegare. Vuol dire partire da punti, da esperienze, da posizioni anche politiche diverse per concentrarsi sull'unico obiettivo, che è quello di dare una prospettiva di autogoverno e di sovranità al territorio veneto. Non corriamo con un nostro simbolo, non certamente in partiti italiani. Io corro all'interno di una lista che si chiama Liga Veneta Repubblica, che è una lista identitaria, territoriale, non italiana, che in fondo rappresenta un po' quella che è la realtà di Indipendenza Veneta. Ci siamo uniti, se vogliamo, usando questa volta il simbolo di Liga Veneta Repubblica, per evitare di mettersi in concorrenza. Questo è il motivo per cui io corro come capolista a Venezia e a Padova con Liga Veneta Repubblica. Io sostengo il candidato presidente Alberto Stefani, perché questo è innanzitutto il più giovane, sarà il più giovane presidente di regione di tutta Italia. In secondo luogo, come ho già detto, perché è una persona capace, intelligente, che ha una visione molto simile alla mia, visto che lui stesso ha detto che si è formato ai miei incontri pubblici.